Hanno pagato quasi 20.000 euro per la fornitura e il montaggio dei nuovi infissi di casa, ma il serramentista ha incassato il denaro ed è scomparso nel nulla, senza aver realizzato il lavoro. La truffa è stata denunciata ai carabinieri da una coppia di coniugi triestini intenzionati a ristrutturare la loro abitazione situata sul Carso, in comune di Sgonico, sfruttando le detrazioni fiscali previste per questo tipo di lavori. Come riportato da Trieste Prima, per cambiare gli infissi i due si sono rivolti a un imprenditore edile friulano contattato sul web. Firmato il contratto ed effettuati i sopralluoghi, la coppia ha pagato prima un acconto di 9.000 euro, poi due bonifici da 5.000 euro l'uno, mentre l'imprenditore di Osoppo ha fatto scaricare parte dei materiali ordinati nel giardino della casa. Il cantiere è in effetti partito, qualche finestra è stata montata, ma secondo il racconto della coppia l'operazione non è mai stata completata e mancano all'appello 4 infissi, con comprensibile disagio da parte dei proprietari della casa, i quali hanno quindi querelato il 49enne friulano, che è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di truffa, ipotesi al vaglio della Procura di Trieste.